Eccoci qua. Dunque, quando Falcone veniva osteggiato e contestato, contributo numero 3. Falcone contestato e osteggiato. Dopo la strage di Capaci, tutti si proclamarono ammiratori di Giovanni Falcone, ma Ilda Boccassini, giudice a Milano e collaboratrice di Falcone, in un'assemblea che si tenne il giorno dopo a Palazzo di Giustizia di Milano, prese la parola e denunciò con nome e cognome i giudici milanesi che si mostravano addolorati per la morte di Falcone, ma che fino al giorno prima avevano detto su di lui cose pesanti e offensive. I magistrati accusarono Falcone di manie di protagonismo, di essersi venduto al potere, lo definirono un nemico politico. Perché tutto questo? Era unicamente invidia? Gli attacchi e i tentativi di isolare Falcone erano già cominciati nel 1987. Mentre stava per concludersi il maxi processo, il CSM votava per scegliere il successore di Antonino Caponnetto alla guida del pool antimafia. Il posto sarebbe stato naturale andasse a Giovanni Falcone, ma arrivò all'improvviso la candidatura di Antonino Meli, 68enne, ex presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, prossimo alla pensione e meno esperto di Falcone. Meli fu eletto il 19 gennaio 1988. Una elezione per dare il buon esempio. Nessuna toga doveva raggiungere la notorietà, nemmeno se veniva raggiunta grazie ai risultati ottenuti contro la mafia. Con l'arrivo di Meli a Palermo, le indagini antimafia tornarono ad essere spezzettate tra le varie procure dell'isola, come se Cosa Nostra non fosse un'organizzazione criminale unitaria. Il metodo di lavoro e di assegnazione dei fascicoli dell'ufficio istruzione di Palermo fu stravolto, rendendo impraticabile il lavoro del pool antimafia. Sulla sua nomina Paolo Borsellino disse: «Stiamo tornando indietro come 10-20 anni fa». Giovanni Falcone subì la denigrazione, l'emarginazione e l'isolamento da parte di quegli organi istituzionali che avrebbero dovuto proteggerlo e supportarlo. Quando il 20 luglio 1989 la scorta del magistrato trovò sulla spiaggia davanti alla sua abitazione, alla Daura, una borsa con 58 candelotti di esplosivo, si scrisse che era stato lo stesso Falcone a organizzare il tutto per farsi pubblicità. Quando nel 1991 propose la creazione della Direzione Nazionale Antimafia, oggi emblema nella lotta alla criminalità, i magistrati italiani si opposero definendola un male assoluto, tanto che il 2 dicembre 1991 l'intero corpo dei magistrati scioperò contro Cossiga, Falcone e la sua superprocura. Il giudice istruttore a Palermo, Giacomo Conte, definì il progetto quanto di più deleterio sia stato pensato in tempi recenti. Per la creazione della Procura Nazionale Antimafia, Falcone fu accusato di tradimento e di megalomania da parte degli stessi ambienti che poi lo hanno commemorato come un vessillo di loro proprietà. Falcone e anche Borsellino furono accusati di protagonismo, ostacolati nel loro lavoro di indagine come se il problema non fosse la mafia degli omicidi, delle stragi o dei traffici illeciti, il problema era la notorietà acquisita da chi la mafia la combatteva. Falcone passò gli ultimi mesi della sua vita a difendersi dalle accuse che gli arrivavano da politici, giornalisti e magistrati, attendendo la nomina a capo della Superprocura, una nomina che non sarebbe mai arrivata. La verità arriverà solo il 6 maggio 2004, quando la seconda sezione penale della Corte di Cassazione scrisse nella sentenza di condanna per l'attentato della Daura: non vi è dubbio che Giovanni Falcone fu sottoposto a un infame linciaggio, prolungato nel tempo, proveniente da più parti, gravemente oltraggioso nei termini, nei modi e nelle forme, diretto a stroncare per sempre, con vili e spregevoli accuse, la reputazione e il decoro professionale del valoroso magistrato. Giuseppe Antoci, ne conosci un pochettino anche tu di questa esperienza, no? Ci puoi raccontare? Devi riaccendere l'audio. Eccomi, sì, questo è stato, purtroppo fa parte della storia della lotta alla mafia. Nessuno è stato, come dire, lasciato indenne dal tentativo che in Sicilia si chiama mascariamento, no? Ricordiamoci Impastato, ma ricordiamoci anche Pio La Torre, Mattarella, Falcone, Borsellino, cioè nessuno ha. Ci sono delle carte di indagini che fanno accapponare la pelle, dove c'è sempre il solito metodo:
a Cosa Nostra fa comodo, dentro si infilano la politica, le invidie, quello che diceva prima il professore, a volte le cose misere di atteggiamenti umani, che però a quel punto è come la palla di neve che parte piccola e poi man mano entrano dentro tutti e diventa una valanga. Questa cosa ha colpito tutti e per loro purtroppo non c'è stata, come dire, la possibilità di ristoro da questi mascariatori. Ovviamente ci hanno tentato anche con me, e questa è la differenza storica in questa attività di mascariamento, invece che con me ci hanno provato anche un pezzettino di politica così chiamata, è intervenuta la magistratura, li ha messi all'angolo, li ha colpiti e li ha condannati, e quindi diciamo che l'altro giorno, proprio alle commemorazioni di giorno 23, una persona, familiare di vittima di mafia, mi diceva grazie, voglio dire, al tuo sacrificio, perché queste cose ti hanno fatto soffrire, però quantomeno abbiamo dato ristoro a quei morti, nel senso che questa volta sono stati colpiti. Ancora qualcuno avrà delle cose da raccontare ai magistrati, però questo tema c'è sempre stato, e questo tema, attenzione, non è un tema da nulla, perché è un tema di isolamento. Cioè, l'isolamento è stata sempre l'anticamera per colpire. Quando vengono colpiti Falcone e Borsellino? Quando vengono isolati? Allora, attenzione, perché in questo gioco c'è sempre quel pezzettino del politico politicante che per, come dire, fare il primo della classe entra dentro la palla di neve, poi la mafia comincia a dire sta cosa ci sta bene, cavalchiamola. Allora, questa purtroppo è stata la storia di questi lunghi e lunghi anni, e non cambia perché fa parte di un fenomeno umano, purtroppo non fa parte di un fenomeno umano, però è molto pericolosa, e noi dobbiamo essere cauti e attenti, anche quando, come dire, cioè noi dobbiamo anche raccontare le cose che vanno bene. Cioè io vorrei ne abbiamo parlato in questa trasmissione quando è iniziata questa vicenda. Io, quando è iniziato il maxi processo Nebrodi, che è uno dei maxi processi oggi più importanti della storia della lotta alla mafia, ebbene, questo maxi processo invece è andato velocissimo. Ci sono stati dei 110 imputati, una parte hanno chiesto l'abbreviato, in primo grado hanno subito una condanna pesantissima all'abbreviato di 25 anni. 5 giorni fa l'appello di quell'abbreviato ha confermato i 25 anni, ci sarà la requisitoria a giorni e probabilmente le sentenze fra luglio e settembre, dove si prevedono centinaia di anni di carcere. Ecco, io vorrei ricordare Falcone e Borsellino anche dando valore a quei magistrati come quelli della DDA di Messina, che hanno fatto un maxi processo importantissimo, facendolo velocemente e colpendo in maniera seria anche i patrimoni delle mafie, perché là dentro ci sono tante zone grigie. Prima qualcuno l'ha accennato, attenzione alla zona grigia. Quel tipo di mafia non è cambiata. Dentro Cosa Nostra e le mafie ci sono sempre le connivenze, ci sono sempre i colletti bianchi, ci sono sempre coloro che non c'è nel bianco né nel nero. E anche questo è una storia passata, recente, sarà sempre futura. Allora, io direi che è anche opportuno dare valore alle tante cose positive che si sono fatte. Guardate, e chiudo, credetemi, io sono tornato oggi pomeriggio e sono contento di essere con voi, perché vengo sempre con tanto piacere a questa bellissima trasmissione dove si parla veramente di contenuti. Vi dico, veramente sono stanchissimo dopo 2 mesi però credetemi, raccontare a questi migliaia di studenti fra scuola e università che quel sacrificio comporta anche risultati positivi e vittorie è una delle cose più belle, che sono convinto che è una carezza al cuore a Falcone, Borsellino, Pio La Torre, Mattarella, a tutti quei valorosi uomini delle forze dell'ordine che hanno perso la vita. Si citavano prima coloro che gli anni '80, la strage di Ciaculli, non ce la dimentichiamo. Allora, io penso che dare una carezza al cuore a queste persone che non sono morte, questi qua non sono morti, sono più vivi di noi e stanno colpendo la mafia più di noi. E allora
diciamo non solo a questi ragazzi, ma anche ai telespettatori, che la mafia si può battere e per batterla bisogna solamente fare una cosa: evitare simbolismi ed eroismi, perché ne abbiamo avuti abbastanza. Torniamo alla normalità, che fare il proprio dovere in questo paese deve essere normale, mica bisogna diventare simboli ed eroi. Grazie, grazie. Allora, Francesco Trota, un commento da parte sua. Mi è piaciuta la chiusa del dottor Antoci, completamente d'accordo. Abbiamo bisogno di normalità, ma lo stesso dottor Falcone non si sentiva, non voleva essere un eroe, lui era una persona normale. Basta leggere il libro, l'ultimo libro, il libro Testamento, scritto con la giornalista Marcel Padovani, Cose di Cosa Nostra, in cui lui racconta se stesso, racconta la sua avventura professionale ed emerge la sua grandezza, che era appunto la sua normalità. Mi piace un pensiero per chi, ovviamente, per quelle nuove generazioni. Sono sicuro che poi anche l'avvocato Marco Lombardo, impegnato con l'Associazione Libera, mi darà manforte nel ragionamento. Dobbiamo impegnarci verso le nuove generazioni che non hanno conosciuto il dottor Falcone e il dottor Borsellino, ma non tanto per renderli eroi, ma appunto per fargli capire che erano persone normali, magistrati che si sono trovati a fare un lavoro, quello del magistrato, e l'hanno fatto bene. Il dottor Falcone e il dottor Borsellino, noi più che commemorarli dopo 30 anni, dopo 40 anni, dopo 50 anni, dobbiamo ritornare a pensare a loro come persone umane con i loro difetti, perché magari avevano anche dei difetti, non dobbiamo trasformarli in santini, ecco, in simboli vuoti. Ed è giusto comunque ricordare che per quello che hanno fatto, hanno subito, come si diceva nell'ultimo servizio, hanno subito le peggior cose dai loro colleghi, non dai mafiosi. I mafiosi sì, erano il loro bersaglio, i loro colleghi li hanno trasformati in bersagli, definendo noi stessi, facendoli eroi, definendoli, li abbiamo trasformati in bersaglio. Chiudo dicendo, dispiace che appunto il dottor Falcone oggi viene considerato eroe, ma quando era in vita non lo era considerato affatto, non era considerato un eroe italiano, al massimo era un eroe siciliano, ma non per tutti i siciliani. Ecco, certo. Penso che verso le nuove generazioni dobbiamo far capire l'importanza della normalità, anche nella lotta alla mafia. Certo. Questo è importante perché dà un equilibrio diverso alla visione di un fenomeno di questo genere. Avvocato Marco Lombardo. Sì, io penso che una delle cose migliori che possiamo provare a fare in questo periodo noi è, appunto, nel parlare con i ragazzi, mettergli nella possibilità di poter essere, dico una frase fatta, ma per spiegarla meglio, protagonisti del loro futuro. Cioè, fargli capire che di fronte a idee, percorsi, pensieri, principi, possono effettivamente provare a realizzarli tenendo l'integrità di quello che era il loro modo di vivere insieme a tutti noi, e che Giovanni Falcone faceva il suo ruolo perché lui aveva deciso di fare il magistrato, ma la stessa forza d'animo, attenzione per gli altri e per se stesso la possiamo utilizzare tutti noi, avere tutti noi nella nostra vita e nei nostri contesti. Dobbiamo sapere quello che abbiamo attorno, capire che tutti insieme possiamo muovere le nostre vite in una direzione che non è la direzione che ci viene imposta, ma la direzione che noi insieme vogliamo raggiungere. E Falcone, Borsellino, Chinnici, Cassarà, Boris Giuliano avevano tutti uno scopo che hanno provato a raggiungere fino all'ultimo giorno della loro vita, e anche noi possiamo portare avanti questo loro scopo nelle nostre azioni che quotidianamente possiamo portare, possiamo realizzare. Certo. E dobbiamo cercare di togliere la forza alla frase di chi dice ma tu lo fai perché vuoi essere visto, vuoi visibilità, vuoi avere un tornaconto. No, io lo faccio, noi lo facciamo perché vogliamo farlo, perché sentiamo sia giusto farlo. Poi chi vuole parlare male lo potrà fare lo stesso, ma non ci potrà intaccare, perché se quello che noi portiamo avanti è genuino, ci riconosceremo, ci riconosciamo, ognuno all'interno dei propri percorsi e delle proprie azioni. Certo. Bisogna che noi portiamo questo percorso a conoscenza dei giovani,
perché è lì che dobbiamo investire. E allora, in chiusura, Giorgio Cesarale vuole concludere questa ricorrenza del 30° anniversario della morte di Falcone. Sì, mi piace concluderlo proprio riprendendo le parole che sono state adesso spese per commemorare Falcone. Era un uomo che aveva un fine e che aveva la coscienza di un fine. Ecco, questo risulta tremendamente affascinante, tremendamente importante per tutti noi. Avere un fine, perseguirlo e provare a realizzarlo è qualcosa di molto raro nella vita degli uomini, perché spesso le vite degli uomini non sono provviste di un fine nobile e qualificante. Invece gli uomini di cui abbiamo parlato questa sera, Falcone, Borsellino, tutte le grandi figure della lotta alla mafia, avevano un fine e la coscienza del fine, e questo è ciò che li rende grandi, a mio modo di vedere. Grazie a tutti e Certo. speriamo che questa Italia cambi proprio perché abbiamo avuto degli esempi molto importanti e pochi esempi di questo genere in tutto il mondo, perché una situazione di questo genere difficilmente si può trovare in altri paesi, Stati Uniti piuttosto che Germania, eccetera. Non c'è stata. E quindi è una cosa unica e dobbiamo esserne orgogliosi tutti quanti. Certo, A te, ma Tullio. secondo me anche bisogna imparare a vivere nella legalità e quindi diffondere la cultura della legalità, come diceva prima l'avvocato Lombardo, anche nella vita di tutti i giorni, quindi anche nei gesti più banali, perché bisogna anche togliersi un po' dalla testa la logica che sono i furbi che vanno avanti. No, ecco, no, invece le cose vanno fatte in maniera onesta e sicuramente da Falcone e Borsellino dobbiamo imparare anche quella che è stata la loro rettitudine nello svolgere il loro lavoro fino in fondo, perché ricordiamo che Borsellino era uno che si domandava se a fine giornata se aveva fatto il suo lavoro e se l'aveva fatto bene tanto da meritarsi lo stipendio che prendeva. Ecco, credo che questo sia un pensiero che dovremmo fare tutti quanti. In questo modo forse anche la mafia potrebbe trovare un terreno un pochino meno fertile quando cerca di inserirsi negli ambienti, ad esempio, dell'economia adesso o in altre parti ancora. Invece, per quanto riguarda i nostri ospiti silenziosi che ormai abbiamo da tanto tempo, che ci accompagnano e che vedete sul nostro schermo in un piccolo riquadro, ma il riquadro è piccolo ma le persone sono grandi. Julian Assange, ormai siamo in scadenza perché entro e non oltre il 31 maggio il governo britannico si deve esprimere, darà una risposta quindi sulla sua possibile estradizione negli Stati Uniti, dove ricordiamo rischia fino a 175 anni di carcere. Ecco, c'è di queste ore, della giornata di ieri, nuovamente l'offerta del presidente messicano Obrador di dare al fondatore di Wikileaks, Julian Assange, l'asilo politico. Lo ritiene un perseguitato politicamente e quindi ha ribadito l'offerta, è in contatto con i difensori, lo staff del giornalista, e quindi ci sarà questa possibilità se verrà accettata da Julian Assange. Ricordiamo che Assange ha denunciato tramite Wikileaks tutta una serie di crimini commessi dalle forze occidentali, principalmente americane, durante le guerre in Iraq e in Afghanistan, e ha reso pubblici oltre 500.000 fascicoli militari segreti. Ecco, per questo negli Stati Uniti è ritenuto un delinquente, per noi ha solo esclusivamente fatto il suo dovere, quello di informare le persone, ed è per quello che noi ne chiediamo che vengano annullate le accuse contro Assange, che possa tornare in libertà. Lo stesso facciamo per
Aung San Suu Kyi, la leader birmana, anche lei è in carcere ormai da più di un anno, dopo il colpo di Stato del febbraio dell'anno scorso, è accusata, varie accuse, è già stata condannata dal governo militare, quindi, che ha preso il potere, è ancora sotto processo, non ci sono particolari novità per lei, però anche per lei chiediamo che possa avere giustizia nel rispetto ovviamente anche dei diritti umani per i quali si è battuto e si sta battendo ancora in Egitto Patrick Zaki. Per lui bisogna solo aspettare il 21 di giugno per la nuova udienza del processo. Per tutti e tre, che ricordiamo sono solo 3 dei tantissimi, delle migliaia di persone che in questo momento si trovano recluse o che vivono in una situazione di oppressione o per governi dittatoriali o ad esempio per Assange non è il caso di un governo dittatoriale, anzi un governo che si professa democratico, sedicente democratico. Ecco. Però insomma ecco, sono tante le persone che stanno soffrendo per questo e per loro chiediamo che ci sia giustizia e libertà. Bene, ci fermiamo qui, grazie agli ospiti che sono stati con noi, il professor Francesco Trotta, grazie in studio, a voi. Grazie della sua presenza, grazie al professor Giorgio Cesarale in collegamento, buonasera professore, grazie anche a lei, grazie a Giuseppe Antoci, grazie a Giuseppe ancora per la tua disponibilità e buona serata. Grazie mille. Solo una cosa telegrafica. Sì. Io vorrei ricordare a fine trasmissione Marcello Pecci, procuratore del Paraguay, che partecipò, grazie a Falcone, alla formazione di come si fa la lotta alla mafia. È stato ucciso qualche giorno fa in viaggio di nozze per le sue indagini nel narcotraffico, che la Colombia è lontana da noi, non è molto lontana dall''ndrangheta. Ecco, io un pensiero a lui vorrei lasciarlo qui a tutti noi. Certo, grazie. Grazie di questo ricordo e grazie anche all'avvocato Marco Lombardo, referente di Libera in Veneto, grazie anche a lei per essere stato qua con noi, averci aiutato un po' a ricordare queste figure così importanti per l'Italia e per la nostra società. Ci fermiamo qui, grazie ancora ai telespettatori che ci hanno seguito, l'appuntamento venerdì prossimo ore 21, TV7 Match, buonanotte.